lavoravo per un centro erotico, una linea erotica. Ma è una cosa reale. La voce da donna, sì, adesso c'è un po' la lesione Ma serio? alle corde vocali, mi chiamavo Angelica, sì. Tu mi chiamavi e io ti rispondevo con questa voce e ti invitavo a chiamarmi all'166. Cioè, pronto Angelica? Pronto, con chi parlo? Ciao, sono Emanuele Minafò. Senti, Sembri carino dalla voce. C'è la donna. E faceva, veristi che i pompini l'avete a fare sotto un tavolo, i pompini sotto tavolo. Signori e signori, benvenuti in questa nuovissima puntata dello Sperone Podcast. Oggi abbiamo una delle coppie di comici più conosciuti in tutto il sud Italia. Luca, al solito, presentali tu. Signore e signori, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, allo Sperone Podcast, Matranga e Minafò! Io pensavo che stavate parlando di altri due. no, io pensavo che erano loro. Solo io non li conosco. E invece Cominciamo benissimo. Infatti cominceremo alla grande e credo che insomma in questa puntata ce ne saranno delle belle. Anche perché innanzitutto come state ragazzi e benvenuti. Ma guarda, non è un periodo bellissimo. Oggi me ne capita una al giorno, però insomma come dice mia madre, c'è qualcuno che te pensa. Lesioni alle corde vocali, come sentite, però insomma lavorativamente parlando tutto strabene. Diciamo che ancora 4 fili te li mangi. Sì. Diciamo che non ci arrendiamo. Oh, meno male. No, io oggi una giornata bellissima. Beh, lui già di suo, insomma, non è che stia bene. Io ho vinto 5 euro al gratta e vinci. Mi sento, cioè, ho speso 5 euro, ho vinto 5 euro. L'importante è non perdere. No, eppure Tony, sai, velocemente, gli dicevo questo prima che arrivassi tu. Dal vivo si sembra meglio, no? Anzi, si è risistemati i capelli. Ma che significa sembra meglio? No, nel senso che Tony, è vero, ogni battuta, insomma, mischino è su di lui, dal vivo è un bel ragazzo, no? È vero, Ma perché? Scusa, ma come ti permetti? No, vabbè, no, io lo capisco perché dice Ma questo. come? Perché, no, lo capisco perché Ma giustamente. io ero con te, però. Non ti preoccupare, siamo nella Lui stessa lo barca. sa. Siamo nella Grazie. stessa barca. No, perché tutta la nostra dialettica va su di me, Ovvio. su questo per quello. gioco Ma che funziona, abbiamo. funziona. No, io voglio dire che funziona. non è un gioco, io lo penso davvero. Ma come, scusa, ma tu mi hai detto sempre che era un gioco. Tu mi hai detto no, vabbè, giochiamo con questa sei cosa. migliorato perché dai, adesso ti vedono perché qualche mese fa ragazzi c'era sti capelli. Oggi si è sistemato. allora, Sì, vabbè. sì, oggi ero ammazzo. Mozart qualche mese fa. Va bene ragazzi, allora parliamo tanto per iniziare, parliamo di podcast. Ho visto insomma innanzitutto che voi siete partiti con il vostro podcast, ma prima di parlare di quello che ne parleremo dopo, seguite i podcast in Italia? Io no. Io sì, molto, mi piacciono, mi piace proprio come idea nuova, è come una nuova televisione, ma non è una televisione, ed hai anche la possibilità di dire molto di più rispetto Una forma di informazione, diciamo. Sì, Ho visto qualche puntata di Falsissimo, vabbè, ma lui è un comunicatore della È stato qui con noi Fabio. È stato con noi. È un grande comunicatore, Sì. forse uno dei migliori in Italia, assolutamente. Cioè, poi anche quello, secondo me, il podcast devi essere un bravissimo comunicatore. C'è gente proprio inesperta a comunicare che si improvvisa comunicatore, fa dei podcast, ma ti assicuro che Sento una lieve polemica. No, anche perché voglio dire una cosa. Matranga e Minafò sono fondamentalmente, insomma, è saputo e risaputo, quasi un'istituzione ormai siete, almeno in Sicilia, cioè comunque Vero. siete un punto di riferimento, anche perché personalmente, e non lo dico per fare perché sono di parte, siete comunque un punto di riferimento per chi vuole fare diciamo spettacolo. Grazie. in Sicilia. Questa a è Palermo. una cosa che ci fa molto piacere perché amiamo i giovani, l'abbiamo sempre dimostrato con i fatti. Sì. E ora li amiamo ancora di più Perché siamo noi vecchi. No, ma infatti ci tengo a precisare questa cosa. Innanzitutto vi volevo ringraziare pubblicamente per essere stati qui, per essere qui con noi oggi allo Sperone Podcast. E a proposito di, insomma, punto di riferimento, correggetemi se sbaglio perché personalmente non ne conosco, al sud, soprattutto in Sicilia, insomma, di podcast non ce n'è fondamentalmente. No, pochissimi. Poco rilievo forse. Poco rilievo, devo dire che questo è veramente Questa è una figata, un oggi. signor podcast. Grazie, Quindi Ma poi nel complimenti cuore a dello questi Sperone ragazzi. entri in un posto che sembra Fa paura. è surreale, È surreale, però è Posso bello. dire una cosa? Vai. Cioè tu entri in questo portone Diciamo. che c'è la Sì? musica a palla napoletana della signora del piano di sotto. Era Neo
melodica, sali ed entri in questo posto che sembra Milano. Cioè, bene. Allora, noi Corona alla prima puntata ha detto sembra di stare al nord. sì, quindi, sembra Milano, Milano. Appunto, dai. Dai, bene. Io volevo chiedervi come nasce la vostra collaborazione? Ma per caso, ed è una disgrazia. Una disgrazia. Non è vero che per caso ci siamo quando ci cercavamo. Ci siamo cercati. Infatti io vorrei arrivare a quello tanto per fare un quadro più completo. Innanzitutto quanti anni avete, se si può dire, ma per fare capire un attimino anche al solito, lo sai Luca, quella scala temporale che tanto di solito cerco di capire. Innanzitutto di che anno siete, quanti anni nascete a Palermo entrambi, giusto? Sì. Mi rendo conto che ormai quando lo dico sono il più vecchio, cioè ma lo sei sempre stato. Non è vero. Con me sì. Con te. Mai 1980, cioè quindi sono 44. Sono 40, quasi 45. Sì, ad agosto 45. Bene. 1986. Sono però 38 anni. Però fra poco ne 39. Ma da come lo dici sembra che te li porti male, invece no? No, ma sono comunque 45 anni, io me ne sento tipo 35 massimo. Infatti. Ultimamente sta accadendo un po' a pezzi, sì, la gola, vado avanti, cioè, si spiaccica contro le macchine. Dal vivo... io faccio poi ogni giorno mi prendo a pugni con i miei compagni io faccio box, ma faccio box che salgo sul ring tutti. Ho avuto paura per un attimo. No, ma più che altro sai perché? Perché tu lo vedi arrivare dal vivo, cioè è l'opposto che, insomma, Matranga è arrivato, scusami, Minafu è arrivato prima, Matranga lo vedi arrivare enorme. Cioè, Tony, minchia, ho detto mi ammazza questo. Sì, quindi tutti i giorni con sti compagni faccio proprio a pugni, quindi mi sento di e poi torno a casa tutto distrutto, torno a casa con dei problemi seri. Insomma, abbiamo capito che siete un po' boomer, no? Si può dire. Sì. No, noi ci teniamo. A proposito... Diciamo che io sto entrando nella fascia, ma sono lì. Esatto, che tu ancora sei nel confine. Ancora 38, dai. Ancora. A proposito di questo, a quanti anni iniziate a lavorare nel mondo dello spettacolo, insomma, nel mondo poi dell'intrattenimento, in tutte le sue fasi, chiamiamolo così? Dipende che cosa intendi per intrattenimento. Perché come vi formate? La prima volta sul insieme. Allora, no, anche singolarmente, insomma, parlate. La prima volta sul palco io avevo 8 anni. Infatti, immaginavo. Praticamente mi piaceva tanto Michael Jackson. Poi ho capito che anche io piacevo a lui quando ero piccolo. No, non penso. No, guarda, non penso. L'unico neanche che non questo, mi piaceva. Neanche questo. Quindi nel 94 la prima volta sul palco. Sì. Okay. E ballavo. Naturalmente vedere un ragazzino piccolino, tutti ti fanno l'applauso così. E già mi piaceva con quel mondo dello spettacolo. Poi intorno ai 14 anni ho fatto un corso di recitazione e da lì poi piano piano, ma naturalmente è soltanto una piccolissima gavetta, poi ho cominciato realmente a lavorare insomma fare proprio il comico intorno ai 16-17 anni. Quindi comunque sei stato, diciamo, prestifero nel... Sì, avevo già capito cosa mi piaceva fare nella vita. Allora, la prima roba sul palco è stata nei villaggi, avevo 17 anni, ma la mia prima cosa di intrattenimento, perché ho detto intrattenimento, l'ho fatta all'età di 16 anni. Io lavoravo l'abbiamo detto pure nell'ultimo film, lavoravo per un centro erotico, una linea erotica. Ma è una cosa reale. La voce da donna, sì, adesso c'è un po' la lesione Ma serio? alle corde vocali. Mi chiamavo Angelica, sì. Tu mi chiamavi e io ti rispondevo con questa voce e ti invitavo a chiamarmi all'166. Pronto Angelica? Pronto, con chi parlo? Ciao, sono Emanuele Minafò. Sembri carino dalla voce. In che anno siamo? No, siamo nel 90, vero? Non ci sono le videochiamate. Aspetta, meno male per te. Ma non stai scherzando? Non sto scherzando, vero. Cioè, quindi sei anche un doppiatore a sto punto. Doppiatore. Sei un attore. Sono uno che sopravviveva. Cioè, a un certo punto della mia vita, mentre eravamo a scuola, arriva Mario che fa box con me. L'ho proprio raccontato oggi
negli spogliatoi insieme a lui perché Ok. mentre ho trovato un lavoro bellissimo, fighissimo, dove guadagniamo 1.800.000 euro, 800.000 lire al mese. Ma meno male perché ok. non capivo perché. 1.800.000 lire al mese. Ho detto che si tratta, dobbiamo rispondere al telefono, Sì. una linea erotica. Ho detto, una linea erotica, cioè, in che senso? Cioè, ci chiamano le donne? No, ci chiamano gli uomini e noi dobbiamo rispondere con la voce da donna. Che gli dico, ma Mario, ma perché non si picchia nei film? Scusa. Dice no, perché la titolare è gelosa del marito, già un marito ciufuttiero, le centraliniste, Ok. quindi adesso vuole solo uomini che parlano con la voce da donna. Ma vedi che roba. Ha trovato il top. E questa qui era fighissima, la signora Esther, non me la posso dimenticare. Entrava dalla porta perché poi in questo studio più o meno così grande, non so se si può dire, Vai tranquillo. entrava dalla porta sta signora e ci trovava tutti i maschi che parlavano, magari c'era qualcuno che vendeva la pubblicità, dovevano passare da questa stanza per entrare nell'ufficio. Che parlavate con la voce da donna. E faceva, veresti che i pompini l'avete a fare sotto un tavolo, i pompini sotto tavolo. Ragazzi, assurdo. La puntata assurdo. può finire qui. Possiamo chiudere. Era bellissimo. No, magico. E quindi insomma inizia così il tuo percorso. Sì. Poi da lì troviamo l'annuncio, mentre eravamo tutti sti ragazzi che facevamo ridere, veramente ridevamo con le lacrime tutti i giorni, facevamo queste cose, troviamo l'annuncio come animatore di questa esperienza nei villaggi turistici e chiamiamo Ma insieme ad tutti. Emanuele? No, non c'era Emanuele. No. Anche perché 10 anni dopo Emanuele. Sì, è partito tardi, allora. Noi praticamente ci siamo conosciuti Nel avevo- 2005. Sì, infatti voglio arrivare a questo adesso. Cioè, nel senso, come vi siete conosciuti, da cosa è partito? praticamente lui lavorava già per Nei i villaggi. fatti suoi, no, ma anche faceva già televisione Faceva un privata. programma che si chiamava Scricchia la notizia. Sì, hai sempre fatto questo. Ah, Sì, ma sta cosa l'ho sentita dire su Palermo. Non Sì, mi sì, ricordo, facevo credo sto di aver programma per conosciuto tanti anni. qualcuno che lavorava forse in questo programma qua. Sì, come al solito io facevo sempre gruppi, quindi insomma è probabile. Facevo sto programma che era tipo sulla falsa riga di Striscia la Notizia, parlavamo dei problemi che c'erano Su insomma. Palermo. Sì, su Palermo. Un sì. bel format, eh? Sì, Io avevo un trio comico e quindi andavo all'Agricantus, lavoravo nel laboratorio, ex laboratorio di Figaro e Picone, oggi ancora attivo perché è il laboratorio dei fratelli Comic, Bonà, sì, Comic 90-100. Comic 90-100, adesso è diventato, prima si chiamava La Carovana Stramba, quindi cominciai lì, poi con la mia professoressa di teatro, lei andava poi nei villaggi, ho detto, vieni a fare, ho fatto un'esperienza a 0 euro. Ti capisco. No, ma no, semplicemente perché io volevo stare sul palco, ho detto guarda ti do il palco tutte le sere, non ti posso pagare, poi è cambiato. Cioè, nel senso, ha cambiato capo animazione, non mi hanno pagato uguale. Non è vero, che poi No, non è vero, io mi poi- occupavo delle risorse umane per questa azienda. E poi io vedevo in televisione, vedevo lui metteva un numero di telefono sotto. Ma che cercava personale, nel senso comici? Dice, tu mandavi un messaggio per presentare insieme a lui. Ok. Allora io lì che ero attivissimo, volevo, allora ho detto, mandavo messaggi, ma ne ho mandati almeno tipo un 150 così. Poi vado al colloquio, lui faceva il direttore delle risorse umane per questa Era grande azienda. un'azienda. Società d'animazione, Ok, sì, infatti. Sì, una società di animazione, quindi vado a questo colloquio nel secondo anno, trovo lui, dico guarda, ma io ti sto cercando, volevo presentare insieme a te. E lui pure mi disse guarda, io ti ho visto in teatro, pure a me, io ero interessato a portarti in villaggio, insomma, siete conosciuti è così. Poi dopo che tornati dalla stagione, io dicevo ma scusa, ma io ti mandavi i messaggi, vado a casa sua e mandavi i messaggi e sento squillare un telefono. Sento squillare sto telefono, ho detto ma sto telefono dov'è? Non capivo dov'era. Insomma il telefono dei messaggi era dietro il frigorifero caduto, quindi lui Quei non Motorola che voi siete piccoli. quindi lui non l'ha mai visto. c'era il Motorola, c'era arrivato. Motorola con 6 milioni di giorni di batteria. Eravate come quello del sale a Palermo, vi cercavate e non vi trovavate. praticamente. Capito. E quindi parte tutto da lì? Sì, Mano. parte da lì, poi abbiamo cominciato a fare dei villaggi insieme, poi io staccai completamente con questo gruppo e abbiamo E quindi cominciato insomma a vi fare un po' siete di accoppiati ufficialmente. ci siamo accoppiati Ma ufficialmente. domanda, da quanti anni esattamente state assieme? 2005. 25, 20 20 anni. Quindi 20 anni. 20 anni. Scusami Luca, avevo proprio una domanda, una curiosità, perché comunque, ecco, tu poco fa parlavi di fare gruppo, anch'io nel mio piccolo, insomma, sono spesso a contatto con colleghi, collaboratori.
è una cosa che mi chiedo sempre, e nel caso vostro soprattutto dopo 20 anni, la difficoltà nel restare uniti. Io non ho questo curriculum e quindi vi chiedo, penso ne avete passate, superate di cotte e crude, peggio di un matrimonio. Ma in sintesi, qual è il segreto per restare uniti? I soldi. Sì, esatto. Stiamo insieme per soldi. Solo quello. No, ma io ci credo. Guarda, No, guarda. ma perché arrivato a un certo punto ti siedi a tavolino e dici ascolta, Certo. soli probabilmente non funzioniamo, in coppia facciamo qualcosa. Finché funzioni in coppia. Già quant'è che ufficialmente il successo... No, da 20 anni che lavoriamo, quindi insomma... Sono 10 anni, diciamo, di cavalcata, diciamo. 2012, vabbè, se metti Made in Sud, la prima cosa è stata Made in Sud. Made in 2012. Sud. Chi era sì. il? 2012, 2011 Sky, Sì. 2012 insomma, Rai. un bel curriculum. Ma come descrivete il vostro rapporto artistico? Come Ma lo in che definireste? senso? Caratterialmente. Ma che rapporto? Guarda che noi... cioè, Adesso sono usciti di qua gli avvocati. Non so se ci avete fatto caso. Lui è arrivato, neanche ci siamo salutati. No, forse vero. sì, vero. Ma lo sai perché? Ma noi non ci diamo neanche mai, sai, noi siamo siciliani abituati e vediamo una persona, ci diamo il bacio. Ok. Quando è capitato facciamo ma che stiamo facendo? No, ci credo. Perché Magari anche troppa confidenza. No, ma noi ci vediamo praticamente sempre. Siete quindi- praticamente insieme, quindi. Non è una questione di stima, anche è una questione di stima. Ma in questo, diciamo, in questi 20 anni, tu ti sei sentito influenzato dall'altro o avete comunque mantenuto Un po' succede. una vostra personalità? Ci sono dei momenti dove uno influenza l'altro, dipende dai progetti e quello che inevitabilmente succede. direi, Per forza. esatto. Ok. Per forza, per Caratterialmente come siete? Io posso dire la mia da dietro le quinte, cioè vi trovo, ovviamente è un pensiero mio, quasi opposti, che poi è un bene nella coppia perché tende a farvi diventare complementari. È così, non è così? Come siete? Siamo all'opposto, sì. Siamo l'opposto, sì. Cioè destra e sinistra? Sì, siamo Cioè destra e proprio sinistra. anche come filosofia di pensiero politico. Guarda, Più o meno. Tu sei più di o destra, meno, vero? Sì, ultimamente soprattutto. lui sì, Manu mi sembra Anche più se sinistra. si veste di rosso. No, vabbè, Tutto ma in io nero, ho 45 anni, ragazzi, sono stato di sinistra. Ma seriamente? Ho fatto a pugni per la sinistra, poi mi ha fatto cagare, ho scoperto che la sinistra c'è la gente peggiore del mondo. Quindi... Io non voglio, vabbè, anche se la gente lo sa, però sì, La gente la più penso- infima, la penso gente come- più... Sai come come li definisco? Ovviamente non parlo di tutte le persone di sinistra che poi, Esatto. ci tiriamo sul pubblico, Esatto. insomma, filo destra. Li definisco quasi per definizione, finti per benisti, Esatto. moralisti, Esatto. molto moralisti, insomma. Ma che appena ti giri la faccia ti inculano assai, Boom. proprio Sì, immediatamente. sì, sì, sono Beh, io d'accordo. credo che ormai non esista neanche più la, No, destra, esatto. la sinistra, esiste soltanto un pensiero. Linee di quindi, pensiero. Sì. quindi, diciamo, il mio ideale di pensiero magari si sposta un pochettino più sulla sinistra, ma ci sono delle cose che a me non piacciono. Le per peggiori niente. infamità me le hanno fatto le persone di sinistra. Ma io la penso come te anche per le mie esperienze. Manuele, tu in questo caso sei più filo sinistra? Sì, io dico, la mia ideologia verte sempre sulla sinistra, però ci sono delle cose che realmente non mi piacciono, che non condivido più, quindi bisognerebbe fare una terza fazione, anzi una qua, bisogna fare destra, sinistra, sopra e sotto, così almeno ci ritroviamo, perché il centro è un po' ambiguo. Eppure lo devo riconoscere, parlandoti, allora io ti dico la mia da dietro le quinte, lui quasi sento proprio le energie affini alle mie, nel senso proprio filo destra, le tue da dietro le quinte, pensa, infatti lo dicevo pure ai ragazzi, pensavo fossi più appunto, non dico estrema sinistra, però parlando con te, conoscendoti, sei più bilanciato. Cioè, Sì, dal vivo insomma suoni meglio. Sono meglio dal vivo, ma io devo venire sempre qui allora. Si è assopito, si è No, estraniato un attimo. sto ascoltando quello che dice perché non ci avevo mai fatto caso, però lui sì, sicuramente di pensiero è molto Opposto quasi. sì, però diciamo tutto sommato siamo Ma alla fine facciamo esatto, gli siamo impre- tutti per la difesa del più debole, sicuramente non siamo per lui ha una visione più sinistroide E poi della è mia. possibile che caratterialmente tu sei più introverso di lui? Introverso? Sì.
Ma no, non credo. No, cioè, no? Lui È al contrario? Sì, lui è più Per introverso. esempio, no, che ne so, per dire, dico tipo, stiamo mangiando, siamo tutti gli amici, così. Ok. E capita, per esempio, quando facevamo Stasera tutto è possibile, Mhm. poi quando si mangia mettono un pianoforte, si canta così. Sì? Lui, per dire, è il primo che si alza. Ah, ok. Io Sai, invece, pensavo il contrario. Io No. invece mi vergogno a fare questa cosa, Guarda, lo la- faccio soltanto tipo Fatto il capovillaggio, insomma, Ok. io sono più Quindi, da banchetto, ecco. Ok. Da banchetto. Lui è un po' più introverso. Sì, sì, sì. E no, giro un po' più di si qua percepisce. perché cioè, ti sto proprio, guarda, estraniando. Ok. quindi mi metto Ma così questa adesso. cosa che tu sei più introverso crea difficoltà quando siete sul palco? No, non Cioè, sul Sul palco. palco è il contrario, No, sul magari, palco. sì, sul palco è il contrario. Quindi è una cosa che comunque mantenete nella vita. Nel cabaret è il contrario, ci sono i mondi ovviamente che sono completamente diversi. Il Ok. cabaret è un mondo dove il suo mondo dove io ovviamente così anzi ne approfitto per dirlo, cioè Certo. io non sono un comico, io sono una spalla, quindi e mi sono ritrovato ad essere comico perché abbiamo fatto un duo, ma io ho sempre fatto da spalla a lui che invece è diciamo il comico del gruppo. Ok. Diciamo che La punta, diciamo. lui è il presentatore. Esatto, per io non so. eccellenza, Come ti definisci e tu, io- Tony? Mi Oggi. definisco oggi un autore creativo, insomma, artisticamente più un conduttore, Ok. sì. Mentre Emanuele è più comico. Ma io mi piace il mondo attoriale. Poi naturalmente ho trovato nella fetta del cabaret più spazio, però sicuramente mi piace anche il drammatico, mi piacciono molte cose. Allora, lui mi Film. parlava di aver studiato recitazione, teatro. Tu, Sì, eh, sì, pure io. quindi l'ho tutti e studiato. due avete comunque una Io scuola. con Maurizio Spicuzza. Ok. Sì. Io con Patrizia Mauro, che era questa donna che mi ha insegnato praticamente tutte le basi del teatro e quant'altro. Poi non ne ho fatto tanti anni perché il cabaret o la comicità è una cosa personale, o ce l'hai o non ce l'hai. Esatto. Hai bisogno soltanto delle basi per non girarti dalle Esatto, sue- esatto. per la respirazione e quant'altro. Poi lì sei libero, infatti i migliori comici non hanno chissà quali storie Ok. di teatro, hanno sicuramente vedi Franco e Ciccio e Mhm. quant'altro, sono più A liberi. proposito di palco, insomma, tocchiamo il clou della puntata, Sicilia Cabaret. Possiamo dire che è il vostro... Innanzitutto da chi parte l'idea? Parte da lui l'idea. Nasce da Tony. Sì, Possiamo sì, dire che ad oggi è il vostro punto di più alto di successo, si può dire? Beh, in Sicilia sicuramente. Ho visto un cenno. No, No, Manu, tu Dillo a lui. No. tu cosa no? No, questa cosa mi fa ridere perché nasce questa storia bellissima di Sicilia Cabaret. Nasce Innanzitutto in che anno siamo? Così ci facciamo sempre 2012. un quadro. l'idea. L'idea 2013. sì, perché sono 10 anni Sicilia Cabaret adesso, No, no? ancora no, Sicilia Cabaret nel 2026. No, da Convento Cabaret a Esatto. Sicilia Cabaret, diciamo tutto, perché 26, l'idea 27. nasce Convento Cabaret, Sì, ma era esatto. Sicilia Cabaret già. 26 facciamo 10 anni, sì, 26, 27 facciamo. Quindi nasce nel 2016. Sì, nel 2016 Sì, nasce sì. l'idea. No, l'idea nasce prima. Sicilia Cabaret sono 10 anni. Sì. Parte nel 2016. Nasce mentre siamo a Napoli, stiamo facendo Made in Sud, io guardo questo mondo. Tanto noi venivamo da robe da teatrali, quindi non siamo arrivati a Made in Sud con uno sketch che era 15 minuti. sì, durava 15 minuti lo sketch e non riuscivamo a capire come mai questi ragazzi ne facevano uno a settimana diverso, Sì. mentre noi c'eravamo stati tipo 6 anni quasi Per scriverne uno. per scriverne uno. Quindi È diciamo, stata scuola, ma è quindi, per possibile? voi? Sì, Sì, è stata una grande scuola. Salutiamo Nando Mormone. Ciao Nando. Ciao Nando, anche se non ti conosco. Sì, guarda. E quindi diciamo, ma com'è possibile che questi ne scrivono una settimana e noi ci siamo stati così tanto? E lì abbiamo cominciato a capire la struttura televisiva, che ci siamo resi conto che erano sempre gli stessi sketch con le battute dentro che cambiavano, quindi l'abbiamo imparata sulle nostre spalle, cioè insomma, sulle risate che non arrivavano, su tutto quello che insomma le delusioni. Quando poi abbiamo capito tutto il meccanismo abbiamo detto, ma sta cosa si può riprodurre tranquillamente in Sicilia, che io dicevo ai tempi si può riprodurre in qualsiasi regione con il dialetto
della regione, perché ci sono cose siciliane che fanno ridere al siciliano molto più di quanto potrebbe fare un comico nazionale. Sono d'accordo. Cioè ti arrivano in pancia. Qual è stata la chiave di volta che ti ha portato ad aprire, tra virgolette, le risate dei siculi? È stato il teatro convento. Abbiamo preso il teatro convento, dovevamo fare degli spettacoli, noi avevamo sempre quello spettacolino che durava 40 minuti, non potevamo fare tutte le sere. E quindi abbiamo cominciato a fare la raccolta il cast dei comici. No, mi viene da ridere perché l'abbiamo rifatto, l'abbiamo rifatto proprio quest'anno. Il cast? Sì. Come è andata? Stra bene, secondo me, molto bene. Se venivi a settembre te ne andavi dicendo ma qua non hanno speranza. E invece stiamo state lavorando. Abbiamo tirato fuori una squadra fortissima che vedrete nelle puntate che andranno in onda tra qualche settimana. Sempre su. Tutti giovani, tutti nuovi, tutti che vengono questa volta dal teatro, che parlano l'italiano. Tra l'altro loro hanno un collaboratore. Sì, dov'è? Banana. Mamma mia. Riccardo. Si fa le canne là dietro. Ma no, si fa le canne. Ma non si può dire. Ma come non si può dire? Devo dire tutto quello che vogliamo. Ma come? No, lascia stare. Quindi, per fare un passo nuovamente indietro, Sicilia Cabaret nasce da un'idea esattamente vostra, entrambi? No, di Tony. No, io proprio glielo dico, facciamo sta cosa. E lui giustamente mi dice, no, ma sei pazzo. Dice, stiamo facendo un percorso nazionale in quella maniera. A parte, dice, giustamente lasciamo perdere, mettiamo un po' di lato il nostro percorso, ma così ci creiamo, tra virgolette, anche la concorrenza, tra virgolette, no? E io gli dico, Manu, secondo me sta cosa invece ci può far aprire a noi, cioè nel senso, non lo so, perché lì eravamo comunque in mezzo un numero in mezzo ai a tanti, ma in mezzo a dei gente mostri, gente fortissima, in mezzo a dei mostri. Ma Sicilia Cabaret, dato che appunto eravate già, chiamiamolo così, in linea nazionale, quindi Rai 2 era Made in Sud, sì. Ma scendere, permettetemi il termine, scendere nel senso di linea, insomma, è stato quello che ci dicevano tutti, così scendeva. Ok, ma vi ha chiuso la vostra nicchia o magari l'ha rafforzata? Periodi ti apre, periodi ti può chiudere, sono momenti, ma perché tutta la carriera di qualsiasi carriera ha dei momenti alti e bassi, quindi ci sono dei momenti, però nei bassi Sicilia Cabaret ti proteggeva. Uno, e due, poi alla fine ci ha aiutato a diventare, perché quando poi Nando Mormone venne in Sicilia a dare un'occhiata al laboratorio di Sicilia Cabaret, ci invitò a Roma e fece una conferenza stampa dove noi siamo un po' rimasti anche come dire colpiti da quello che disse comunque in Sicilia c'è un movimento nuovissimo che si chiama Sicilia Cabaret e sarà una nuova costola di Made in Sud. Questo lo disse davanti ai vertici della RAI e da lì nacque insomma questo spazio dedicato alla Sicilia nel momento del programma forse più alto, che arrivò Stefano De Martino, insomma. E siamo riusciti a portare con questo spazio tutti quanti il RAI, tutti quelli che RAI potevano, diciamo, venire con noi. Che poi Sicilia Cabaret, quelli sono i fatti, che voglio che sia chiaro. Sì, ma adesso no. Si può dire quello che si vuole. I sì. fatti sono che delle persone siciliane, 2 comici le hanno portate il RAI. Sì, sono d'accordo. Certo che si deve dire. No, perché abbiamo levato spazio a noi, perché noi avevamo il secondo pezzo e abbiamo deciso invece di fare il secondo pezzo nella trasmissione, di prendere i ragazzi e portarli a fare questo piccolo Sicilia Cabaret all'interno di Made in Sud, cioè una trasmissione dentro una trasmissione, quindi è stato bello. Avevo una domanda. Innanzitutto i comici li pescavate voi, insomma, l'avete portati per la prima volta, insomma, a tema nazionale in RAI, insomma, ma quei comici lì, quindi quelli che sono andati in RAI, quelli che sono andati in RAI, quelli che poi, correggimi se sbaglio Tony, erano forse nel periodo più alto, no? Sì, li decidevamo noi, certo. Voi, inteso voi ma coppia? Noi avevamo la carta bianca. Ma domanda, in questo caso il comico o i comici più forti, non voglio dire i vostri preferiti, quelli che proprio hanno fatto più numeri nella storia di Sicilia Cabaret, chi sono stati? Beh, secondo me i comici, diciamo, anche erano già formati loro, sono i Quattro Gusti.
Quattro gusti senza dubbio, anche se dubbio. hanno avuto oggi, il percorso forse minore a Made in Sud, ma perché loro sono 4 attori e adesso hanno preso il percorso assolutamente migliore che può percorrere un gruppo che ha fatto quella strada lì, cioè hanno cominciato a fare le commedie, tu vai a teatro per vederli, li vedi a teatro, quello è il giusto percorso. Quello che ha fatto più successo senza dubbio Gianni. Sì, infatti. Sì, sia a Sicilia Cabaret ma anche a Made in Sud lui è andato fortissimo. Sì, quel personaggio lì era un personaggio, anche perché lui realmente è stato, a livello di numeri, ricordo insomma veramente in tutta Italia è diventato quasi un meme, ricordo che c'è stato un periodo che era il trend. Tra l'altro noi l'abbiamo messo anche accanto a Maurizio Casagrande nel film, cioè erano coppie insieme, quindi ha preso anche una grossa parte nel film. Rosario è stato assolutamente distrutto dalla pandemia, cioè, in pandemia Rosario si è visto spuntare Io sono Lillo. No, lo so. Lo ricordo perché insomma su LOL comunque vi seguivo. Sì, ma oggi nella vostra squadra, cioè nella squadra della stagione che arriverà, lui fa sempre parte? No, sono tutti nuovi, si chiama Sicilia Cabba Reset. Ok. Spoiler? Sì, si sa? No, si sa già in città, si sa. Sicilia Cabba Reset, e ci sono ovviamente ospiti i migliori di Sicilia Cabaret, ecco. Ho una curiosità io. Sì. Se io volessi fare il comico, è il momento giusto. No, dico, se io volessi fare il comico e venissi da voi, da Matranga e Minafò, cioè quali sono le caratteristiche che deve avere? Che cercate per fare il comico? Dici tu, fare ridere. Non basta. Guarda, la prima cosa secondo me è la voglia. Cioè, noi l'unica cosa che non ti possiamo fare venire è la voglia. Ok. Poi una volta che vedi che un ragazzo ha negli occhi la fame, la voglia del palco, allora lì ti metti anche a disposizione. Ok. Quindi anche perché immagino trovare gente che in qualche modo è seria dal punto di vista, insomma, di darti garanzie di poterci essere. No, perché molti difficile oggi, molti vedono la televisione, dicono io pure voglio fare, devo diventare famoso, punto. Voglio diventare famoso pure io, tanto che ci vuole. Sì. E poi quando vengono lì nei provini ci sono alcuni che magari provano e poi abbandonano completamente. Come mai secondo voi? Perché non hanno quel fattore proprio X scatenante, ma si sono magari infatuati di quello che hanno visto in televisione. Se ce la fa lui ce la posso fare. E naturalmente quando vedi noi dici se ce la fanno loro. Bravo. Quando i migliori, quelli che diventano davvero bravi, sono quelli che prendono il primo pugno in faccia. Un po' come io ormai faccio tutti i paragoni col pugilato, cioè se non assaggi, se non incassi e risali sul palco o quindi sul ring con la voglia con la fame di vincere più di quella che avevi prima, non vai avanti, non c'è niente da fare. Invece, ritornando sempre alla scala nazionale, sicuramente c'è stato un momento che per voi, insomma, è arrivato un po' dappertutto, che si inzuppa il biscottino. Io da DJ tuttora ancora la mando, ovviamente nelle serate. Com'è stata questa esperienza, questa situazione? Quella è stata bella esperienza, vero? Quella è stata sempre nell'anno in cui ci fu il boom ufficiale. Il nostro boom con però l'abbiamo riportato. Sì, questo è vero. L'abbiamo riportato perché l'anno prima è stato scritto. Allora, intanto partiamo da chi è stato scritto questo sketch a tavolino proprio. Anche perché era uno sketch, quindi diciamolo a chi nasce come sketch. Minafò, Roberto Lipari. Sì. C'era anche Cordaro. Michele Cordaro adesso che adesso alle Iene, sì. Io non ne volevo parlare, però non ce la faccio. Che rapporti avete con Lipari? Buoni. Beh, è filo sinistra, Sì, vabbè. Ti posso dire una cosa, io poi dico non c'ho nulla, lo saluto anche se mi ha bloccato dappertutto. No, ma sai perché? Per un post, ma credo risalga al 2018, legato alla Meloni, Forza Italia, adesso non ricordo. Ho fatto dei commenti, mica mi ha bloccato tuttora, sono bloccato, quindi Lipari sbloccami, tranquillo, non commento più. Vabbè, lui politicamente ci tiene. Adesso ci tiene, non ce ne frega niente, voglio che sia chiaro. Però politicamente lui ci tiene parecchio. Poi adesso con Striscia vabbè, ha preso più. Ogni tanto vedo questi post contro
contro tutti. Vabbè, Roberto insomma è così. È inquadrato insomma nei suoi pensieri. Ha le sue idee molto chiare, devo dire. Sì, una grande penna, uno bravo, una persona che stimiamo facciamo, molto, oltre a essere un amico. Diciamo sempre ai ragazzi che arrivano che ovviamente Sicilia Cabaret è una partenza, non è un punto d'arrivo, un punto di partenza, e che diciamo i migliori che abbiamo conosciuto, cioè c'è stato uno che ha lasciato Sicilia Cabaret, è andato per i fatti suoi e che insomma ce l'ha fatta, ed è proprio Roberto Lipari. Parte da voi? Sì, parte insieme a noi. Insieme a noi a un certo punto è stato anche autore di autore. Cioè, all'inizio scrivevamo la puntata, lui scriveva praticamente. Lui scriveva delle cose. Io saluto Roberto, ci siamo sentiti qualche settimana fa e vuole che, siccome a Milano vuole mandata la puntata prima che va in onda. Posso dire che non la sapevo sta cosa? Sì. Non sapevo che... Lui scriveva delle cose fantastiche. Che ancora ridiamo perché scriveva mi ricordo questa cosa che noi ce la diciamo sempre. Scrisse una puntata dove c'era sto vaso dove aveva una storia dall'inizio della puntata alla fine della puntata, ma lì scrittura, un copione da commedia. E poi andò in onda la trasmissione e nessuno fece il commento sul vaso. Su questa storia. E allora no, perché poi il fattore qual era? Che poi l'anno dopo abbiamo detto vabbè, facciamolo più smart Sicilia Cabaret, presentiamo, perché qual era la cosa all'inizio? Che quando si chiamava Convento Cabaret era un cantiere, e quindi noi facevamo questa storia, mettevamo questa storia in mezzo, che avevamo bisogno di soldi per finire la scenografia. E quindi ogni volta c'era qualcosa, abbiamo trovato questo vaso importantissimo che alla fine si spaccava. L'anno dopo abbiamo detto ragazzi, facciamolo più smart. Invece, Lipari disse ma le storie, le cose, ma non c'è nessuno che si è mai cagato le storie e ridiamo sempre su questa cosa, ma un vaso nuovamente. Diciamo che insomma ripeteva i tormentoni, ma un vaso non ce ne fotteva. Sicuramente insomma un personaggio oggi di spicco, ormai insomma a striscia chi lo smuove più, no? No, è più facile che chiuda a striscia, non che vada a Lipari. No, ma lui è bravo e se lo merita tutto, lo salutiamo ancora una volta. Una domanda, questa è una curiosità. Tu, Luca, avevi qualcosa da chiedere? Vai, poi quindi sempre rimanendo a scala nazionale, vostro comico preferito? Non di Sicilia Cabaret in generale. Cioè, aspirate a qualcuno, insomma. Beh, io da sempre, perché poi bisogna anche puntare in alto, da sempre Benigni. Benigni è stato sempre il mio comico. Io ripeto, preferito. non sono un comico, mi ci sono ritrovato, quindi neanche mi piace a me piace Fiorello, ecco. Che vieni stavo per dire l'intrattenimento, Fiorello. sì. Più da showman. Sì, più l'intrattenimento mi piace, la comicità. Manu, perdonami. Tony, caratterialmente com'è? Poi andiamo al contrario. Devo dire, perché poi uno non però può, sinceri, dico uno non può dare un aggettivo su che qualifica una persona completamente. Sicuramente è un leone, quindi ha un carattere molto forte. Di segno dici? O come modo di fare? Tutte e due. Okay. Cioè, Leone ascendente leone. Io anche 3 agosto leone ascendente leone. Leone ascendente. Devo dire perché nella vita è veramente, come amico mi sono divertito tantissimo con lui. Nel lavoro è un rompiminchia che non ce n'è, però è anche giusto perché io sono un lascivo in molte cose, sono un po' pigro, quindi sei contento che lo sia? No, ma è funzionale. Io in qualche modo mi ci rivedo. È funzionale. Tant'è, e poi parliamo di Manu. Tant'è che ti volevo fare una domanda. Ovviamente puoi non rispondere, perché comunque da palermitano, in qualche modo addetto ai lavori, comunque insomma, vuoi non vuoi, come si dice, senti sempre quelle voci di corridoio. Volevo farti una domanda intensa. In questi anni, soprattutto dopo il boom di Sicilia Cabaret, si è sentito, molti comici si sono sentiti un paio di lamentele riguardo al tuo comportamento. Questa è una cosa che se tu vuoi puoi sdoganare qui, e ti posso dire una cosa, ma non perché adesso, ripeto, sei qui davanti e quindi magari sono di parte o voglio fare sa quale lecchinaggio, però ogni volta che io sentivo le giustificazioni di questi comici, che non faccio nomi, nonostante erano raccontati nella loro versione, io comunque nella mia testa, se la ragionavo, se la analizzavo, davo ragione a lui. Perché secondo me ci sono delle cose che stanno alla base che purtroppo
soprattutto in queste realtà, adesso non so se Palermo, però comunque nella realtà di oggi, cioè non vanno capite, spesso le danno per scontate. Mi dici la tua, To? Penso che sai di sta roba, sì, no? certo che lo so, assolutamente. Però come ho detto poc'anzi, si è messo comodo, no, i fatti sono assolutamente quelli che si vedono, no? Abbiamo preso delle persone, le abbiamo portate in Rai, che non avrebbero avuto senza dubbio mai, non ci sarebbero arrivati. Ecco, non ci sarebbero mai arrivati. Ma quello che voglio dire, sì, sono un rompicoglioni. Purtroppo se non avessi fatto come hai fatto finora, come ho fatto finora, non saremmo arrivati da nessuna parte, perché quando tu ti ritrovi una squadra di 20 persone che vogliono fare tutti nel loro modo, le devi gestire. Non è facile. Io so che adesso molti di loro si sono riuniti. Io sono contento perché credo, insomma, questo è un discorso un po' filo destra. Io credo che il comunismo non abbia mai portato nulla di buono, così. Cioè ci vuole qualcuno che ci vuole un punto di riferimento, una piramide. Guarda, che vi assicuro che non è che erano solamente, perché molti di loro non sanno che noi avevamo l'editore che ci diceva questo no, questo è volgare, questo va via, questo mi sta antipatico, questo mi sta antipatico, le ballerine, questa è una ciccione. Io facevo delle liti e la risposta era sempre una: signor editore, adesso non faccio il nome perché fortunatamente non c'è più, signor editore, quando lei avrà un programma tutto suo farà come dice lei, questo è mio, se lo vuole così, se no me ne vado da un'altra parte. E ho sempre cercato di difendere il gruppo. È una scuola che abbiamo imparato a Made in Sud con Nando Mormone, che era un altro di cui si diceva di tutto, però quando poi ti ritrovi a gestirla una cosa, quando ti ritrovi a gestirla una squadra, quando ti ritrovi a fare un percorso, noi ci siamo detti a inizio percorso, questa cosa diventerà un programma, andrà nelle televisioni nazionali e diventerà un film. Queste cose sono state fatte tutte e tre. Anche perché non abbiamo detto che Sicilia Cabaret, in quanto proprio programma, è andato per 2 anni di seguito in Rai col nome Vucciria. No, scusami, i primi anni col nome Sicilia Cabaret, che è impensabile. No, infatti io lo conoscevo così, non Vucciria. Impensabile. Sicilia Cabaret e Vucciria. L'anno dopo abbiamo dovuto mollare, perché cambiare. È impensabile che un programma che vada in Rai con il nome Sicilia, già Made in Sud per loro era una chiusura, per un programma nazionale. Immaginate un programma che si chiama Sicilia Cabaret, quindi le lotte che abbiamo dovuto fare non le sa nessuno, lo sa Sergio Colabona, il nostro regista, le sanno le persone con cui abbiamo lottato per fare dietro le quinte, tutti quelli tutto il nostro ufficio che lavora con noi da sempre. Salutiamoli, Chiara e Antonio. Ciao Chiara. Antonio. Quindi insomma, riuscire a fare quello che abbiamo fatto sicuramente deve avere un generale, ecco, che nel bene e nel male si prende tutte le sue responsabilità, si prende sia le cose negative che le cose positive. Le cose negative sono le persone che pensano che si possa fare in un'altra maniera e ce lo dimostreranno. Certo. Esatto, perché poi sono i fatti. Io dico sempre questo: è vero che adesso questo discorso è comunque un pensiero soggettivo, anch'io la penso come te, poi c'è chi magari la pensa in maniera differente o opposta, però ciò, e questo lo dirò sempre, ciò che poi in qualche modo porta a un'effettiva insomma, come si dice? Un'effettiva concretezza delle cose sono i risultati. Sono e saranno sempre i fatti. E quindi, cioè, destra, sinistra, ma alla fine sono i numeri che contano nella vita, no? Domanda velocemente: questo vostro modo di operare, soprattutto ritorno alla domanda di prima, Tony, all'argomento di prima, è stato riconosciuto, o meglio, è stato riconoscente nei tuoi confronti? Da qualcuno sì, da altri no, non fa niente, perché quello che rimarrà saranno sempre i fatti. Il fatto è che molta gente ha imparato a fare questo mestiere con noi perché facevano tutt'altro nella loro vita, sono arrivati in Rai e adesso da soli ci dimostreranno cosa sapranno fare. Quello che noi dovevamo fare l'abbiamo fatto. Che poi è anche bello, perché tu dici noi siamo contenti di vedere delle persone che hai preso che non avevano questo mestiere tra le mani, ora ce l'hanno, fanno una cosa in più. Bene. E poi essere l'unica realtà non ti stimola. Quindi magari è anche uno stimolo con tante realtà. Ecco, per esempio, adesso i podcast stanno nascendo piano piano, però per adesso
c'è poco. Sì. Quindi essere l'unica realtà, allora va bene, però quando invece hai un'altra realtà dici guarda cosa hanno fatto, è bello, cioè bello ti crea un motore, certo. quindi è Mettersi anche in campo, importante questo. Sì, stimola tutto. Sì, quindi ritornando alla risposta, sì, se magari hai avuto dei comportamenti poco, cioè nel percorso si faceva come dicevo io, ma ho raggiunto tutti gli obiettivi che avevo promesso. Il punto è proprio quello, secondo me. Tutti, nessuno può dire. Alla fine contano i numeri, insomma, contano i risultati. Poi ritorniamo al discorso di prima, ognuno la può pensare, siamo fatti in maniera differente, ragioniamo in maniera diversa e ognuno, insomma, tantissimi ne ho conosciute di persone così, no? Che magari tu lavori per qualcuno, si fanno pure i conti in tasca di quanto guadagni senza considerare investimenti, uscite, lavoro, se il caso anni di esperienza. Allora a noi questa cosa non ci sciocca, perché guardando esatto. Zelig, il primo Zelig si è sfaldato proprio come Colorado, come Made in Sud, stessa vita. C'è stato un momento sono andati via Gigi gliene hanno detto di tutti i colori, Nando Mormone 10 anni dopo ci sono tornati a lavorare. Non tutti, però qualcuno sì. Sì, magari tu vedi delle cose e sei convinto di sapere delle cose che se non le affronti non potrai mai capirle. Quindi noi siamo felicissimi che tutti cerchino di fare la produzione del nostro lavoro. Ma quando le cose sono andate un po' storte, diciamo, quando eravate nella cresta dell'onda, infatti si parlava di ritmi altalenanti, chiaramente. Vabbè, poi il Covid vi ha distrutto. Sì. Cioè, nel senso, voi siete dei tipi da rimbocca maniche o nel senso dei tipi che vi chiudete un attimo per ricominciare uno step successivo? Allora, deve finire quello step precedente. Per esempio il primo Sicilia Cabaret io volevo già allora sapevo che per arrivare al successo a cui voglio arrivare dovevo ricominciare da capo, con una nuova squadra, anche perché ti dico tecnicamente se tu hai preso dei ragazzini che poi diventano bravi e che hanno dei cachet alti, tu non puoi farla più la trasmissione. Siamo nei canali locali, non puoi avere quei cachet per fare la trasmissione. Ci sono delle televisioni che lo fanno, ma con pochissimi risultati. Quindi dovevamo ripartire da zero. Per ripartire da zero la gente deve un po' dimenticare. Quindi 2 anni siamo stati fermi. Ed è difficile, io pensavo che fosse impossibile, invece Come ti sei sentito in quel periodo tu? In quel periodo è stata dura comunque. Sì, abbiamo avuto pure una specie di crisi noi artistica. Di coppia. Sì, perché se dobbiamo parlare anche di noi due, bello. che invece non vogliamo, mi sento dirlo, non ci piace più fare cabaret e vorremmo fare cinema e ovviamente abbiamo avuto degli scarsi risultati fino adesso. Infatti ci voleva arrivare. Non ce ne nascondiamo, stiamo iniziando adesso, quindi... Voi avete fatto solo un film? 2, hai visto? Manco lo sai il secondo. Perché non è andato come doveva andare. Secondo voi per quale motivo? Beh, i motivi sono tanti. Che tu lo impari a fare questo mestiere. Non mi ricordo chi lo diceva, io penso chi diceva, non ricordo dove l'avevo letto, che per fare il lavoro creativo c'è bisogno prima di buttare merda, prima di portare il risultato. Come in tutto. Guarda, per esempio, percorso del comico, com'è? Fai il primo sketch, ti conosco qualcuno, secondo, terzo, quarto, quinto, poi magari al sesto, se sei dentro una trasmissione come Made in Sud, allora sei riuscito a prendere quanta più gente che intanto ti ascolta e tu sei diventato in questo momento più bravo sia a scrivere che a stare sul palco, a capire cosa vuole la gente. E questo è anche con i film. Tu fai il primo, il secondo, il terzo, certo, poi ci sono fenomeni che ce la fanno al primo, che non siamo noi. Non siamo noi, come Angelo Duro. Angelo, bravissimo. Ma che ne pensate? Anche qui numero uno. Lui faceva coppia con Angelo Duro prima diciamo che tutti quelli che sono passati da Palermo, insomma, sono passati da voi in qualche modo, li avete conosciuti? Questo anche individualmente. Noi eravamo piccoli, lavoravamo in radio e mi ricordo questa cosa che lui disse: Tony, saliamo a Milano, andiamo a fare un po' di comicità. Sì, guarda Angelo, io voglio fare il monologhista, non me la sento di lavorare in coppia. Va bene, allora io vado da solo. Lui mi disse va bene, poi mi ritrovai in coppia con lui e lui è da solo. Vabbè, ma lui è un genio assoluto. Saluto Angelo, per me è veramente un guru
un genio. Ma lo sfatiamo sto mito, Angelo Duro è proprio così o no? No, non è così. Perché molti hanno... Ma come uno così stronzo, No, dici? vabbè, ma è palese. Sì, No, dico, non è così stronzo. io ho la sola risposta, No, però non è così. vogliamo dirlo Non è ufficialmente così che stronzo, comunque... è un ragazzo molto intelligente, è un genio, basta, zitti tutti. Poi basta guardare comunque Zitti quello tutti. che E non gli dite mai che non lo prima. è, perché lo diverrà a vostro... Cioè io ho capito contro che di voi. è una persona da una mente brillante e impressionante, però c'è molta gente che non lo ha capito. No, vabbè, però possiamo entrare nella testa di tutti. Dobbiamo dire... Quindi ufficialmente possiamo Io dire... devo dirti la verità, che insomma sono uno dei suoi, il suo primo fan, probabilmente lui non lo sa, ma io lo sono, e pensavo che il film gli potesse levare qualcosa. Ma anche lì, cavolo, Ma infatti che è ne stato pensate? Perché comunque talmente geniale. No, per me è un genio. ti è piaciuto il film? Io sono sì, da morire. Cioè, è stato veramente intelligente. Io rivedo con quel personaggio, con le sue doti, che non sono, lui non è un attore, Certo. lo sa anche lui benissimo, ma lui prende quel poco che ha e lo porta al massimo dei livelli, e questo ha fatto. Io ho rivisto Adriano Celentano in alcune, cioè tutto a suo cospetto, poi c'ha quell'energia, quella Poi bomba dico, atomica. la gente lo conosce, magari adesso è arrivato proprio a tutti, Sì. ma Angelo lavora da un sacco di anni, sì. è stato sempre Io- proprio con i paraocchi, sempre lì, Quindi a dritto, lavorare, dritto. quindi questo è il frutto anche di Io un ricordo, durissimo lavoro. mentre lui è eravamo molto a bravo. Colorado, abbiamo fatto un provino per Colorado, poi dopo siamo andati a mangiare con questi autori che insomma si pavoneggiavano su Angelo, e diceva: ma Angelo non sarà mai un comico. Io ho capito una cosa di Angelo, prova a dirgli qualcosa. E lui Lui è un po' come Michael Jordan, per romperti insomma. il culo lo fa, cioè. È un po' come Michael Jordan, quando veniva sfidato, È un insomma, po' il suo lui- personaggio poi alla fine, Senti, no? però dico, io voglio spezzare una cosa, ma cioè avete comprato questa cosa spaziale, ma Vai. si può toccare? Cioè, Toccalo, c'è tocca, guarda, ma cosa tocca. c'è? Corona ci ha giocato, quindi Ecco. vai, tocca quello che vuoi. Vedi che sei bravo. Guarda, vuoi fare il balletto che ha fatto Corona? Qual era questo? Aspetta. Questo è il, A balletto, posto. questo è il balletto che ha fatto Corona. Signori, Aspetta. bruttissimo. Vedi? È impossibile non ballare su sto. Allora, ogni ospite deve fare qualcosa con il Con il balletto? Ecco. Sì, se lo deve usare, cioè, Per forza, ormai ma- è diventato d'obbligo. obbligo. Invece, a proposito, tanto per rimanere sempre in quella scala là, avete conosciuto, suppongo, tantissimi personaggi in scala nazionale, ma qualcuno che non vi cala? C'è? Qualcuno con il quale non siete d'accordo? Non andate d'accordo? No, che io mi ricordi no, perché noi siamo molto compagnoni, come dicevo prima, noi nella vita ci divertiamo tantissimo e vogliamo bene. Allora noi abbiamo, e questo cioè, è strano dirselo proprio da soli, però secondo me noi sappiamo anche campare, cioè riconosciamo chi è più alto di noi, abbiamo un rispetto per le persone, anche se mi stai antipatico, Mhm. ma se tu hai fatto una grandissima carriera, cioè al di là di quello che penso, cioè non ti parlo, Dici ma, che ma non lo è che riconosci, dico, capito, è antipatico. Poi onestamente non abbiamo conosciuto gente antipatica, No. e i più grandi che abbiamo conosciuto, tipo Fiorello, c'è gente umilissima. l'avete conosciuto dal vivo? I più bravi sono i più umili, sì, è vero. Umili. Fiorello l'avete conosciuto dal Sì, vivo? sì. Com'è? Fantastico. Fantastico. Come una si vede? persona, Come lo vedete? Sì, limpida, cioè è veramente incredibile. Noi vabbè eravamo tremolanti giustamente al suo cospetto, ma lui ci ha messo subito, cioè ci ha trattato come colleghi, e noi allora avevamo iniziato anche da poco dicendo: no, vi ho visto a Made in Sud, che lui è un tipo che guarda molta Vabbè, fa televisione, quello, sì. ma è una persona vera come la vediamo, quindi bravissimo. Ma voi- lo saluto. No, Questo salutiamo, stiamo salutando tutti. Magari ci saluto guarda. mia zia pure, saluto tutti. Voi vi siete mai sentiti altezzosi nella vostra carriera o siete sempre stati umili? Ma di che? Dipende con chi, se ci provocano sì. Ok, no, è una risposta Sì, sì, sincera. no, ma semplicemente, ma non una questione di carriera, proprio di persona. No, nella vostra carriera, avendo a che fare con tantissima gente, con tantissime persone, dico, vi siete mai trovati nella condizione di dover essere altezzosi con qualcuno quando magari voi
stessi di carattere, siete di un'umiltà disarmante. No, siamo i primi che si prendono in giro dal punto di vista autoironico. Se vogliono fare i buffoni, siamo persone che non si fanno sbeffeggiare. C'è stata gente che hanno voluto fare i cretini e noi... Ma noi siamo persone anche che blocchiamo, non diamo confidenza molto. Leviamo la confidenza. Esatto. Quindi non vi fate scrupoli, interrompete la comunicazione. Sì, ma sì, perché tanto poi diventerà sicuramente, perché a misurare chi ce l'ha più grosso, cioè poi alla fine scopriamo che ce l'abbiamo tutti piccolo. Bravo. Quindi è la cosiddetta lotta tra poveri. Sì, perché poi vai con Rocco Siffredi e batte tutti. Invece siamo già in fase di chiusura. In realtà oggi siete vecchi, siete boomer, ma in realtà probabilmente la nuova generazione, io lo so perché sono anche storico in questo, voi siete stati in Italia, anche se forse nemmeno voi lo sapete, ma in realtà sì, i primi YouTubers. Lo sapete? No. Ma vado a vedere i video, facevate parodie forse prima di Favij, cioè realmente ragazzi, lavorate da tanti anni. Poi ovviamente non vi conosco nello specifico, ma comunque avete lavorato tanto e di questo vi faccio i complimenti realmente. Siete partiti comunque con, chiamiamoli dei programmi musicali, no? Facevate parodie? Poi... Sì, le parodie, le prime cose che abbiamo fatto sul web. Funzionavano, ricordo che funzionavano. Sì. Quando funzionava Facebook. Ai tempi del boom Facebook. Facebook. Ora Facebook è praticamente un posto dove ti vende qualsiasi cosa. È marketplace. Ormai non serve più. Cioè, Facebook... Subito.it è diventato. Ma tu guardi, che ne so, guardi una pubblicità di scarpe, cioè devi fare il video sulle scarpe per fare spuntare nella sua home. Invece prima tu avevi tutti gli amici, ti spuntavano. Eppure diciamo che lavorandoci ti dico che ancora oggi in realtà parlo dal punto di vista diciamo del social marketing, è molto funzionale. No, è performante ancora sempre, oggi è performante sempre, però l'algoritmo siamo tutti al soldo dell'algoritmo. Sì, ma anche Instagram. Voi che rapporto avete con i social? Ma altalenanti. A me frega assolutamente. Voi siete più televisivi. Niente completamente. Voi siete più televisivi. È anche giusto, cioè non è più un linguaggio. C'è una cattiveria nostro. Poi in questi social che lo so. Siamo tutti leoni da tastiera con i social. Non mi fa assolutamente, non mi piace. Però credo che cioè quando ricevete dei commenti cattivi, in realtà, quasi con un dato di fatto, è proprio perché arrivate, perché funzionate. Quindi secondo me ne frega assolutamente, non trovo la cattiveria, non la concepisco neanche in questo, cioè non la capisco, cioè c'è gente che per un minimo di notorietà deve distruggere qualcun altro. Ci sono molti programmini che fanno così, ma io non li concepisco. Cioè addirittura adesso interessano proprio. Adesso addirittura si fanno i video per farsi scrivere i commenti negativi. Vedevo per esempio un ragazzo di Napoli che ha una pasticceria che ha detto c'ho il cannolo meglio dei siciliani con la ricotta migliore. Apposta, no? E giustamente ha fatto un video dopo dicendo l'ho fatto apposta per generare ma ti dico una cosa e poi milioni di commenti. Ti dico una cosa e poi passiamo alla prossima domanda. Anch'io fumo perché la gente dà fastidio, ma lo so, prendo occasione di commenti per quello. Alle volte ti interrompo perché so di dare fastidio realmente. Quindi diranno pure io che bellissimo, ho trovato il compagno della puntata. Va bene ragazzi, io non voglio chiudere. Ma io starei qui al solito. Ma è difficile, i ragazzi devono andare a scuola domani. È difficile. Oggi chiudere la puntata è complicato. Vabbè, ci avete chiesto tutto, ci manca che cosa manca? No, ma non è perché vi vogliamo chiedere, cioè perché è una cosa bella, nel senso. Vabbè, siete fidanzati? Io so che lui è sposato. Sì, sposatissimo. E tu come sei combinato? Io sono fidanzato, sì, da pochissimo, da 6-7 mesi. Adesso mi chiedete proprio più. Dai, però vedi il rischio. Fate fare figura di merda. Perché torno a casa e mi dice 6-7 mesi, ma potevi dire il giorno preciso. Non me lo ricordo. No. Va bene ragazzi, da questa splendida puntata dello Sperone Podcast oggi abbiamo avuto il piacere di avere Matranga e Minafò ai microfoni, Luca Ferrito, Gioacchino Gargano. Ragazzi, volete fare un ultimo saluto? Sì, salutiamo tutti quelli che ci vogliono bene e anche quelli che non ce ne vogliono. Soprattutto quelli che non ce ne vogliono, che devono vivere grazie per sempre 100 anni. E poi voglio dire una cosa, complimenti. Ragazzi. Grazie. Complimenti allo Sperone. Facciamo gli applausi quelli finti. Grazie ragazzi, grazie. Bravi. Speriamo di ritornare. Alla prossima. Ciao.